assieme al Genio Civile e al Consorzio di Bonifica a Castelfranco si è pianificato e si sta dando corso ad una progettualità che consentirà di limitare un po' oppure di governare le piene dell'Avenale. Certo, io dico sempre che se capitano ancora 140 mm nell'arco di 3 ore a Castelfranco Veneto, la situazione sarà difficile di dire che è messa in sicurezza. L'inizio dei lavori per la realizzazione del bacino di laminazione sul Monticano a Fontanelle offre l'occasione al sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon per fare il punto sugli interventi in corso nella città del Giorgione. Se il bacino di laminazione sul Muson dei Sassi tra Riese e Fonte ha contribuito a risolvere questo fronte di criticità idraulica, non altrettanto si può dire per l'Avenale, che l'anno scorso è esondato per ben 3 volte. Si stanno facendo degli interventi, afferma Marcon, che quantomeno danno più tempo per attivare le difese cosiddette passive, consentendo almeno di limitare i danni. Per attivare anche le difese dei cittadini propri, ricordo sempre che il primo volontario di protezione civile è il cittadino stesso e quindi dando il tempo perché questo si organizzi si limitano i danni. In provincia di Treviso, nel mese di luglio, per le forti piogge ci sono state criticità soprattutto sul Meschio. E quando arriva la bomba d'acqua mette a pressione, mette in crisi un po' il sistema. Però ripeto, dei lavori sono stati fatti, alcune anche opere come dire, di manutenzione ordinaria che da tempo non si vedevano. Io colgo che i comuni le stanno mettendo in pista anche con ordinanze varie che impongono la pulizia dei canali di proprietà.